terapia! Dai che andiamo! Ciao! Facciamo vedere il porticciolo prima di imbarcarti. Sì, eccolo qua. Eccolo qua. Piace? Ispira? Ed ecco la nostra barchetta. Andiamo. Andiamo? Questo è grappa, questo è dolce. Per lei? Per lei? Dolce anche per me, grazie. E vai, sono le 9 della mattina. Cominciamo bene la giornata. De prima mattina. Portano i biscottini anche per fare la zuppa. Cin cin. Buono. Evviva! E il buongiorno si vede dal mattino. Dal bicchierino si vede. E soprattutto dal bicchierino. Non sono l'unica però, Promette bene sta giornata. Poi si mangia, poi si beve Ma pare giusto. e poi si balla e si ascolta musica. Guardate il video fino alla fine perché non so come butta sta storia. Anche i bambini hanno portato il bicchiere di grappa. Cominciano da piccoli ad Iniziamo alcolizzare. bene. È arrivata la birra e vai, pappatoia! Solo la birra. E non solo. Pesciolone, pesciolone! Cici, salute! Brindisi! Aspetta, brindisi! Salute! A dopo. Andiamo ben prima la grappa, adesso la birra. A posto siamo! Ecco Arietta che si cimenta nell'alimentazione del gabbiano. Nessuno lo vuole. No, nessuno vuole il tuo pesciolone. Dai, aspetta e spera. E dopo aver dato da mangiare ai croccai, Sarebbero i gabbiani, per chi non lo sapesse. visita alla isola di Cres. Cress, però fa un caldo Terribile. che si cressa. Si Cres. Effetto dell'alcolismo di prima. Via. Dai, via.
è perché se la racconto dopo non mi credono. La mia favorita, vedi? Sì, sono in cin cin. Secondo voi come si dice 69 in cinese? 69, no, 69. no. Orietta, lo sai? 69 c'è il 6 È 9. e c'è il 9. Sono La due. pronuncia dici? Sì, come si dice in cinese? Non lo so, dillo tu. Sono qui io per insegnarti. Infatti. Si dice Stessa posta stamattina. ciccio, ciuccia, ciccia, ciccia, ciuccia, ciccio. Questo è il 69 cinese. Chiarissimo. Hai Caro capito, Stefano, Rita? ti ringraziamo Ripetilo. moltissimo. Ripetilo, dai. Ripetilo, a posto Dai, Semo. dai. Ciccio, ciuccia, ciccia, ciccia, ciuccia, ciccia. Bravo! Battiamoci le mani. che ci vuole? Ma che ci vuole? Allora, buongiorno signor Stefano, buongiorno. Mi scusi, ho notato una maglietta un po' particolare, posso Sì. vedere la scritta? Sì, certo. Allora, c'è una scritta particolare e sospettiamo che lei sia un molestatore di balene. Sì. Perché in culo alla balena, si può dire balena in internet? Sì, allora è una metafora, no? Ah, è una metafora. C'è Ah. spiegato sotto, vedi? Sì, c'è il segreto. È spiegato, È per amanti spiegato. augurio nelle gare di vela. Di vela, ok. Pensavamo che fosse una metafora, che cioè, le piacessero le signore un po' Sì, abbondanti. non c'è nessun riferimento, però solitamente la donna non è proprio nata Fai filiforme. passare. Dove sei andata? Dove sei La andata? donna- È scomparsa, Orietta è scomparsa. Sono qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, Allora, sta la- qua, la sta qua donna- che è pericoloso che sto qua. La donna Va in culo- solitamente uno si aspetta che nasca abbastanza filiforme, no? E quindi si chiama una sirena. Ok? Però io ho un'amica carissima che purtroppo lei non è riuscita a restare sirena, è diventato un Ambulanza. po'. No, ma una specie di Formosetta, Sì, formosetta. sì, chiama però, sirena. però non potevo più dirgli sei una sirena, sarei stato un falso, No, no? ma se si chiama Allora, Serena, allora io ho fatto una metafora, tesoro, tu sei come. Si può dire il culo di una balena? Il culo di... Allora, Sì, sì, fa, si può dire Madonna, balena. Madonna cosa intende? La tesoro è una metafora, no? E allora da lì è venuto fuori il detto, speriamo che non vai a finire in culo la balena, ma resti sempre con una sirenetta. e io ho fatto già la sirena. Ah sì? Allora adesso lei anche lei può diventare balena. E io ho fatto Speriamo. già la sirena. E quindi adesso divento una balena. Sì. Però la sirena l'ho fatta bene. Ah. Allora, Allora, adesso Stefano. presentiamo anche il gruppo Sì, qua. sì. E guarda che bel gruppo c'è. vai, battiamoci le mani. Allora, E la signora ci spiega il senso di questo gruppo. Da cosa Siamo nasce? uniti ad Africhette, Laura E Fabio? e Fabio in questa missione, diciamo questa vacanza, dai, che è bellissima ormai da 2 o 3 anni, portando i nostri amici. ci si diverte, si mangia, si beve, si balla. Visite, terapia,
Dai che andiamo! Ciao! Orietta Channel! È cinese! È cinese. Adesso ti faccio sedere. E così è finita la gita di Orietta Imbriaghetta. Vabbè, pensa a quello che vuoi, io mi sono divertita. Adesso la riporto al camper, la metto tranquilla. Andiamo su, vieni qua, Dai. vieni qua, dammi la manina, vieni con me. Vieni, che te porto a casa, corri, via. Adesso la metto tranquilla, al fresco, in letto, un riposino. Orietta Channel! Iscrivetevi al suo canale! Basta, basta, basta agitarti, basta, basta. Sedazione, sedazione. Ciao, mi pare ceccata sta qua con io c'hai. Ah no, è Orietta! Ah, qua ci sono i figli dei fiori! È mio amico lui. Ah sì? Sì. Buonasera signor Stefano, come va? Bene. Bene, bene. Conosciuti stasera. Viva le canne, viva le canne, viva le canne Del nostro amore. amore! Allora siete figli dei fiori, praticamente fratelli. Sì. Beh, sì. Insomma, No, ma siamo amici. Ah, amici Solo, così. sì, solo un po' di amore libero, ma senza impegni. con parsimonia. Noi siamo nomadi. Nomadi. Noi siamo i nomadi. Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho. Questi suoi postumi della gita alcolica in battello di Beh, oggi, sì. non è ancora passato È da quanto stato al fumo bello. della... Abbiamo svuotato un paio di fusti di birra. Solo un Da quanto paio? erano? 30 litri? Più o meno. 60 circa. litri di birra. Vai. E stasera siamo qua a ballare. A birra ancora. A birra ancora. Praticamente a tutta birra. A tutta birra, dai che stasera, le andiamo, viva le belle canne, viva le canne, dai che andiamo. Direi che per questa sera chiudiamo qua la nostra intervista Troppo forte, improbabile con Stefano. Dai, Stefano. Orietta Channel, iscrivetevi al canale. Peggio per voi. Da così a peggio. E vai. Oh, quindi fuori niente.